Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Tragedia nel Cosentino, un giovane ragazzo romeno di 17 anni è morto dopo essersi tuffato in piscina in una struttura turistica di Torano Scalo. Sarà l'esame autoptico disposto dalla Procura di Cosenza a stabilire le cause del decesso. Intanto i carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni. Resta in carcere il presunto omicida di Sumali Sacco avvenuto a San Calogero nella notte tra sabato e domenica presso la Fornace. Il GIP non ha convalidato il fermo nei confronti di Antonio Pontoriero, ma ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Carolina Girasole, ex sindaco di Isola Capo Rizzuto, ha presentato una denuncia a querela nei confronti dei componenti della commissione d'accesso al comune, sciolto nel novembre dello scorso anno per infiltrazioni mafiose. La decisione fa seguito ad alcune gravissime affermazioni contenute nella relazione depositata gravemente lesive. Sempre più muro contro muro fra i laboratori di analisi convenzionati e il commissario Scura. Dal 4 giugno analisi a pagamento, i cittadini prendono d'assalto gli ospedali. Una delegazione di deputati e senatori del PD in visita nel comune di San Ferdinando. La deputazione dei Dem ha portato la solidarietà del partito a sindaco e città. Era latitante da 6 mesi ed è stato arrestato nell'ospedale di Polistena. L'uomo si è recato nel pronto soccorso per essere curato, ma ha trovato ad attenderlo i poliziotti in servizio nella struttura. La commissione di vigilanza della prefettura ha concesso il via libera per la riapertura dei settori Tribuna, Rao e Curva Nord Catena per complessivi 6.500 posti in vista della gara di domenica valevole per la semifinale di ritorno dei play-off fra Cosenza e Sud Tirolo. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di cronaca, lo avete visto dal titolo, perché c'è una tragedia nel Cosentino. Un giovane ragazzo romeno di 17 anni è morto dopo essersi tuffato in piscina in una struttura turistica di Torano Scalo. Sarà l'esame autoptico disposto dalla Procura di Cosenza a stabilire le cause del decesso. Intanto i carabinieri di Rende hanno ascoltato alcuni testimoni. Ecco la piscina dove ha perso la vita Gabriel Kazaciuk, un ragazzo di soli 17 anni di nazionalità romena che voleva trascorrere qualche ora di spensieratezza con gli amici ed invece quello che doveva essere un pomeriggio gioioso e di festa per la chiusura dell'anno scolastico si è trasformato in tragedia. Siamo a Torano Scalo nel Cosentino e qui in una struttura turistica a pochi passi dallo svincolo autostradale si sono vissuti momenti concitati dopo che Gabriel, giunto nel primo pomeriggio insieme ad alcuni amici, si è tuffato nella piscina che si trova nel giardino interno dell'hotel. Immediatamente, secondo il racconto dei testimoni, è andato a fondo. Immediati i soccorsi dei bagnini che erano a bordo vasca e che hanno tentato di rianimarlo. Per il ragazzo però non c'è stato nulla da fare. Nonostante l'arrivo dell'elisoccorso, il 17enne era già deceduto ed è stato trasportato presso l'obitorio dell'Annunziata di Cosenza. Sarà l'esame autoptico disposto dalla Procura di Cosenza dal sostituto Giuseppe Cava a stabilire le cause del decesso. Intanto, all'arrivo della nostra troupe sul luogo in cui si è consumata la tragedia, i carabinieri di Rende, che indagano su quanto avvenuto, stavano ascoltando alcuni testimoni per ricostruire l'esatta dinamica. Gabriel era un ragazzo pieno di vita che viveva insieme alla sua mamma a Torano Scalo. C'è sgomento e dolore, la comunità si è stretta attorno alla famiglia per sostenerla in un momento così drammatico. Valencia, perché resta in carcere il presunto omicida di Sumali Sacco avvenuto proprio a San Calogero nella notte fra sabato e domenica scorsa proprio presso la località La Fornace. Il GIP non ha convalidato il fermo nei confronti di Antonio Pontoriero ma ha emesso comunque un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nei nostri servizi le motivazioni del dispositivo del GIP e la storia dell'ex Fornace.
Resta in carcere Antonio Pontoriero, il 43enne di San Calogero, accusato dell'omicidio di Soumaila Sacco e del ferimento di 2 suoi connazionali avvenuto fra sabato e domenica nell'area dell'ex fornace nel paese vibonese. Lo ha deciso il GIP Gabriella Lupoi, che pur non convalidando il fermo ha emesso nei confronti dell'uomo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo ha risposto alle domande del GIP contestando tutti gli addebiti. Ha confermato di essersi recato con la Fiat Panda bianca sequestrata al casolare di Roccato per rintracciare uno degli extracomunitari che li abitano e farsi aiutare in alcuni lavori agricoli, ma ha negato di essere l'autore degli spari. L'uomo ha sostenuto di essersi trattenuto vicino al cancello del terreno, distante 30-40 metri dall'ex fabbrica, solo pochi minuti, e mentre si trovava lì è giunto un altro migrante raccontando che mentre smontavano le lamiere si era fatto male ed era stato sparato e chiedeva del capoterreno senza chiedere aiuto a lui. In tutto si era trattenuto circa 15 minuti al casolare per poi far rientro a casa dal padre distante 5 minuti. Sul furto avvenuto nel mese precedente, Pontoriero ha detto che la segnalazione ai carabinieri era scattata in quanto i ragazzi avevano ostruito il passaggio delle auto con le lamiere e non intendevano rimuoverle. Ha aggiunto di non avere alcun interesse verso la fabbrica dismessa. Infine ha riferito di aver avuto sempre buoni rapporti con gli extracomunitari, tanto che alcuni di loro avevano trovato alloggio in un casolare di proprietà del padre in un terreno attiguo a quello in cui si trova la fabbrica. Una versione contestata dal GIP secondo il quale la presenza di Pontoriero sul luogo in orario altamente compatibili con il delitto è ricavabile dalle dichiarazioni dei familiari, dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza ed è riconosciuta dall'uso della Panda bianca. La descrizione e il riconoscimento del testo oculare DREAM, scrive il giudice nell'ordinanza, devono ritenersi del tutto attendibili, non essendovi elementi esaltanti pregresse ragioni di contrasto fra i due, tali da spingere DREAM ad affermazioni calunniatorie. Infine, riguardo al movente, il GIP scrive che si è trattato di un'azione volta a contrastare le continue sottrazioni di materiale presente nell'ex fornace, ancora commerciabile e comunque riutilizzabile dalla famiglia Pontoriero. L'immigrato, padre di una bimba di 5 anni, attivista sindacale, era, insieme a 2 suoi connazionali, rimasti illesi all'interno dell'ex fornace La Tranquilla, area di circa 100.000 metri quadrati, sequestrata dalla Procura di Vibo Valentia nel 2011, perché la Guardia di Finanza aveva accertato che in quel posto sarebbero state sotterrate circa 135.000 tonnellate di fanghi e ceneri industriali provenienti dalla centrale termoelettrica dell'Enel di Brindisi. 7 anni dopo il processo sembra sia praticamente arenato al Tribunale di Vibo Valentia, dove sta per essere definitivamente insabbiato dalla prescrizione. La fornace La Tranquilla era una SRL che produceva laterizi ed era gestita dai fratelli Antonino, detto Ninì, e Giuseppe Romeo, 2 imprenditori di Taurianova. Nei primi mesi del 2000 l'azienda era entrata in crisi e per risollevarsi chiese dei finanziamenti che prima vennero accordati e poi all'improvviso bloccati. Nella primavera del 2000 Ninì venne trovato cadavere nella sua auto finita in una scarpata nella zona di Coccorino, lungo la provinciale tra Nicotera e Ioppolo. Una morte catalogata come incidente stradale, eppure le indagini del tempo parlano dell'auto con dentro Romeo che sarebbe stata fatta precipitare da un costone per poi finire sotto la scogliera di Ioppolo. I carabinieri poi trovarono l'uomo svestito e con la maglietta infilata in testa, tecnica, spiegano gli investigatori, usata dalle endrine per indicare chi ha visto troppo e non doveva vedere. Intanto nell'azienda subentrano altri soci quali Fortunato e Francesco Pontoriero, quest'ultimo assunto in qualità di custode, entrambi di San Calogero, e 6 mesi dopo la morte di Antonino Romeo alla fornace inizia l'attività di smaltimento ed incomincia l'andirivieni di tir che arrivano dalla Puglia. Parte l'inchiesta Poison e sul registro degli indagati finisce pure il custode Francesco Pontoriero, zio di Antonio, ora fermato per l'omicidio di Soumaila Sacco. L'inchiesta si basa sul fatto che l'area dell'ex fornace viene considerata la discarica dei veleni più pericolosa d'Europa, eppure a fine mese potrebbe essere dissequestrata insieme a tutta la sua area proprio perché il processo sarà dichiarato prescritto. Ma che quella sia una zona maledetta è confermata dal fatto che negli ultimi anni sarebbero anche cresciuti i casi di patologie tumorali, uno scempio ambientale per il quale è intervenuto finanche il parroco della cattedrale di Mileto, don Mimmo Di Carlo, ponendosi domande inquietanti, denunciando le varie istituzioni che non fanno quadrato di fronte a questa
situazione e non trovano le risorse per procedere finalmente alla bonifica dell'area, che intanto sarà presto dissequestrata. E c'è un'altra tragedia nel Cosentino, in particolare a Canna, in provincia di Cosenza, dove un settantenne proprio è morto cadendo da un'impalcatura. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l'uomo si trovava su un ponteggio eretto su una struttura di sua proprietà per dei lavori, quando per cause in corso di accertamento è caduto. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dell'elisoccorso dell'Annunziata di Cosenza, ma l'uomo è morto sul colpo. Ancora la cronaca ci porta proprio a Isola Capo Rizzuto, perché Carolina Girasole, l'ex sindaco, ha presentato una denuncia querela nei confronti dei componenti della commissione di accesso al comune sciolto, lo ricordiamo, nel novembre dello scorso anno per infiltrazioni mafiose. La decisione fa seguito ad alcune gravissime affermazioni contenute nella relazione depositata, gravemente lesive. Gianluca Pasqua, sentiamo. Ha deciso di querelare i componenti della commissione d'accesso al comune di Isola Capo Rizzuto, l'ex sindaco Carolina Girasole. Il motivo lo spiega in un comunicato: è da ricercare nelle affermazioni contenute nella relazione depositata dalla stessa commissione, affermazioni che l'ex primo cittadino ritiene gravemente lesive del suo buon nome e della sua onorabilità, in quanto assolutamente non rispondente alla realtà dei fatti. Carolina Girasole, sindaco di Isola Capo Rizzuto dal 2008 al 2013, ha sporto querela presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Crotone nei confronti di Ignazio Portelli, Giovanni Carlo Porta e Gesuzza Bianco, tutti i componenti della predetta commissione, nominati dal prefetto di Crotone e sottoscrittori della relazione. La Girasole è stata recentemente dichiarata incandidabile dal Tribunale di Crotone, con una sentenza, sostiene, che conteneva riferimenti anche ad alcuni passaggi della relazione. Sempre secondo l'ex sindaco, lo scritto della commissione avrebbe dato adito ad un comportamento scostante e riconoscente tenuto dalla prefettura di Crotone, che, aderendo acriticamente in toto ai risultati della relazione e assumendo un ruolo pesantemente attivo nella richiesta di incandidabilità nei suoi confronti, non voluta, dice espressamente dal Ministero dell'Interno, ha di fatto rinnegato 5 anni di battaglie per la legalità condotte sul territorio di Isola Capo Rizzuto. L'ex sindaco ritiene che questi gravi e ingiustificati comportamenti non toccano soltanto la sua persona, ma tutti coloro che credono nelle istituzioni, nel rispetto delle funzioni che alcuni eletti sono chiamati a svolgere nel superiore interesse di quelle stesse istituzioni. Al fine di chiarire nel dettaglio il contenuto della denuncia querela, ha deciso di convocare una conferenza stampa per il prossimo 11 giugno alle 10:30 presso la sala dopolavoro ferroviario di Crotone, in via Spiaggia delle Forche 2. E ancora la cronaca, però quella giudiziaria, ci porta a Catanzaro, dove 26 condanne e 12 assoluzioni. Si è concluso così il processo con rito abbreviato per 38 indagati dell'operazione denominata Frontiera, che ha colpito il clan Muto di Cetraro. La condanna più alta, a 17 anni, è stata inflitta a Guido Maccari, considerato insieme a Franco Cipolla, condannato a 14 anni e 8 mesi, organizzatori col compito di gestire il traffico di narcotico, procurando e gestendo sempre nuovi canali di approvvigionamento di stupefacenti, di organizzare le piazze di spaccio selezionando e rifornendo i grossisti della consorteria. Luigi Muto, invece figlio del boss Franco, a giudizio con rito ordinario, sono stati invece inflitti 15 anni e 4 mesi di reclusione. Condannati a 9 anni anche la moglie del capo bastone, Angelina Corsanto, reggente del clan, dopo l'arresto del marito, tanto da detenere la cosiddetta bacinella dell'organizzazione criminale. Assolti invece gli amministratori giudiziari Nicola Giuseppe Bosco, Gennaro Brescia, Salvatore Baldino e Gianluca Caprino. L'inchiesta, appunto denominata Frontiera, era partita da un troncone dell'indagine sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, in provincia di Salerno, ucciso nel 2010, e ha portato nel luglio scorso all'arresto di 58 presunti appartenenti alla cosca Muto. Lasciamo solo per adesso la cronaca, parliamo di sanità, perché è sempre più muro contro muro fra i laboratori di analisi convenzionati e il commissario alla sanità Massimo Scura. Dal 4 giugno le analisi saranno a pagamento, i cittadini prendono d'assalto gli ospedali.
Lo scontro Scura-Oliverio sia tra Regione e Commissario alla Sanità non si ferma, anzi le posizioni tra i due sono sempre più distanti. Sul tappeto i temi caldi della sanità regionale. I problemi sono tanti e lo sanno bene i cittadini calabresi che non sempre trovano risposte immediate alle loro esigenze di cure e così mentre le soluzioni tardano ad arrivare lo scontro istituzionale si acuisce. L'ultima dichiarazione del commissario ad acta non è andata giù al governatore. Scura, lo ricordiamo solo ieri, aveva affermato che il commissariamento in Calabria deve continuare e che servono altri 3 anni. Immediata la replica di Oliverio. Se si cammina in questo modo il commissario si autoperpetua, perché insomma, se non si affrontano i problemi e non si risolvono i problemi che sono alla base del commissariamento, vuol dire che c'è una linea di autoperpetuazione del commissariamento, di autoconservazione, tutto qui. Il braccio di ferro tra Scura e Oliverio dunque va avanti anche sulla questione dei laboratori privati convenzionati. Il commissario difende il suo lavoro e attacca i privati. Sono coloro che hanno esenzioni da ticket che oggi sono stati vessati da questa serrata, perché queste persone che sono o esenti da ticket per reddito, quindi sono poco abbienti, o sono persone esenti da ticket per malattia e quindi hanno dei problemi, a causa della serrata, non avendo la copertura che avevano prima, oggi sono costretti a pagare. Io voglio sapere, voi da che parte state? Dalla parte dei cittadini che non hanno esenzioni da ticket o dalla parte di questi signori che pretendono soldi da questi che sono le persone più sfortunate della Calabria? Questo è il punto. Ancora per la sanità una bella notizia che arriva dall'ospedale Annunziata di Cosenza, dove è entrato in funzione il nuovo acceleratore lineale Versa HD che vedete proprio nella foto, che ha inaugurato il trattamento sui primi pazienti. Questo a renderlo noto è un comunicato della direzione dell'azienda ospedaliera di Cosenza che dice che il nuovo acceleratore dotato di tecnologia all'avanguardia consente trattamenti di radioterapia di altissima precisione e cure meno invasive delle patologie tumorali. La sostituzione dell'apparecchiatura dismessa con un acceleratore tecnologicamente avanzato e dalle alte prestazioni, afferma proprio il direttore Achille Gentile, era un impegno che avevamo preso con i cittadini e sono soddisfatto di essere riuscito a mantenerlo. È un investimento importante che consente trattamenti radioterapici d'avanguardia anche nel nostro nosocomio. Adesso parliamo di politica con una delegazione dei deputati e senatori del Partito Democratico in visita nel comune di San Ferdinando. La deputazione dei Dem ha portato la solidarietà del partito a sindaco e città. Questa mattina una delegazione dei gruppi parlamentari del Partito Democratico della Camera, del Senato e del Parlamento europeo sono arrivati a San Ferdinando per portare la concreta solidarietà nei confronti di quei lavoratori che hanno subito un'infame aggressione culminata con l'esecuzione del giovane sindacalista Sako Soumaila. Dopo quello che è successo credo sia giusto e doveroso per un grande partito politico come il nostro esserci innanzitutto come momento di solidarietà per chi ha perso la vita in modo assurdo. C'è chi sceglie di stare a Como, anche legittimamente con i propri figli, c'è chi invece decide di lasciare la propria famiglia e di venire oggi qua a San Ferdinando, non solo a compiere un gesto di solidarietà, ne sono stati compiuti tanti in questi anni e in questi giorni, ma a portare la voce dello Stato, di un pezzo delle istituzioni qui a San Ferdinando, per verificare, vedere come si svolge la vita di chi viene da tanto lontano per trovare una propria dimensione. La tendopoli, la baraccopoli, un ragazzo che perde la vita, speriamo non inutilmente, mi pare che siano problemi che vadano affrontati. Abbiamo provato a farlo, la Regione ha provato a farlo, è attenta a queste problematiche, il governo precedente, il ministro Minniti ha lavorato sulla integrazione, mi pare che oggi siamo qui appunto per ribadire le nostre posizioni. Restiamo nel Reggino, ancora una notizia di cronaca perché era latitante da 6 mesi ed è stato arrestato nell'ospedale di Polissena. L'uomo si è recato proprio al pronto soccorso per essere curato, ma ha trovato ad attenderlo i poliziotti in servizio nella struttura.
Alla fine è caduto nella rete degli investigatori della Polizia di Stato, del commissariato di Taurianova e Cittanova. Una latitanza che è durata circa 6 mesi. Si tratta di Giovanni Sposato, il taurianovese rimasto coinvolto a dicembre dello scorso anno nella maxi operazione della DDA di Reggio Calabria denominata Terramara Closed. Secondo quanto appreso nella tarda serata di ieri, il latitante si sarebbe recato al pronto soccorso dell'ospedale di Polistena a causa di un laringospasmo. Al presidio ospedaliero Sposato è stato raggiunto dagli uomini della squadra mobile dei commissariati di Taurianova e Cittanova che l'hanno arrestato ponendo fine alla sua latitanza. Su Giovanni Sposato pende un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché è considerato capo promotore della cosca Sposato a Taurianova e accusato di associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni nell'ambito dell'inchiesta Terramara Closed. L'operazione è scattata lo scorso dicembre e ha coinvolto 69 persone, 48 dei quali erano state arrestate. Una maxi inchiesta che ha riguardato le cosche di Taurianova e ha colpito, tra gli altri, l'ex sindaco del popoloso centro della Piana, Domenico Romeo, e l'ex assessore Francesco Sposato. In particolare, il filone di indagine che ha riguardato la famiglia Sposato è stato condotto dalla squadra mobile di Reggio Calabria con i colleghi del commissariato di Cittanova. Una famiglia quest'ultima che godrebbe di ampia autonomia di movimento e graviterebbe nella cosca madre degli Zagari, Viola Fazzalari, così come già emerso nell'ambito della nota operazione Taurus. Gli Sposato si sarebbero imposti nel mondo imprenditoriale, per lo più nell'edilizia, condizionando l'assegnazione degli appalti nella Piana e soprattutto a Taurianova. La mattina del 12 dicembre Giovanni Sposato era riuscito a sfuggire all'arresto. Da quel momento gli uomini della squadra mobile dei commissariati di zona non hanno mai smesso di cercarlo. Una caccia all'uomo che si è conclusa nella serata di ieri nel pronto soccorso dell'ospedale di Polistena, presidio nella quale lo stesso Sposato si trova ricoverato e tenuto sotto stretta sorveglianza dalle forze dell'ordine. Ancora una notizia che arriva proprio dal Reggino, dove c'è stato un incidente sul lavoro oggi nel porto di Gioia Tauro, un portuale impegnato nelle attività di carico e scarico dei container, forse a causa di una distrazione è rimasto incastrato fra una gru e alcuni cassonetti che vengono proprio posizionati sulle banchine durante le operazioni di trasbordo. Lanciato l'allarme, l'ambulanza che doveva soccorrere il portuale sarebbe giunta dopo quasi un'ora. Le condizioni dell'uomo comunque non sono preoccupanti. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Il Tribunale dei minori di Catanzaro ha condannato a 14 anni di reclusione il 16enne di Mileto accusato di aver ucciso il coetaneo Francesco Prestia Lamberti a colpi di pistola il 29 maggio dello scorso anno. La pena ha tenuto conto di uno sconto per via della scelta del rito abbreviato, riconosciute le attenuanti generiche e quelle legate alla minore età. L'accusa aveva chiesto 16 anni. Picchiano e scippano un anziano, arrestati dai carabinieri 2 giovani, un 24enne e un 28enne, entrambi residenti a Spezzano Albanese. L'episodio si è verificato a Villapiana. I 2 sono accusati di rapina, avrebbero strappato con forza alla vittima una collana in oro. La donna sarebbe stata prima colpita ripetutamente. Sono stati arrestati grazie alle dichiarazioni fornite da diversi testimoni e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Un 70enne è stato investito questa mattina nei pressi dell'ospedale di Lamezia Terme. L'uomo ha riportato gravi ferite, è stato ricoverato in codice rosso. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso all'anziano. La polizia di Rossano ha arrestato un 43enne per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale. Nella sua abitazione rinvenuti 2 bilancini di precisione ancora impregnati di sostanza stupefacente e 1.000 euro in contanti. L'uomo avrebbe buttato la droga nel water e si sarebbe scagliato contro gli agenti. Uno dei poliziotti ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Parliamo di sport, adesso c'è attesa per la gara di ritorno proprio dei play-off di Serie C, delle semifinali play-off tra Cosenza e Sud Tirol, il via libera della commissione di vigilanza alla riapertura dei settori di Tribuna Rao e Curva Nord Catena. Sarebbero altri 6.500 posti utili per i sostenitori del Cosenza che vorranno assistere alla gara proprio di ritorno della semifinale play-off. Il pubblico del Marulla dovrà comunque spingere i lupi alla vittoria per conquistare la finale di Pescara. Gianluca Pasqua.
11.500 biglietti polverizzati in 48 ore, un ritmo mai registrato a Cosenza, poi lo stop non per volontà dei tifosi, che sono rimasti in fila in attesa di novità, ma per l'indisponibilità di posti a causa della chiusura dei settori di Tribuna Rao e Curva Nord, interessati da lavori di ristrutturazione. 24 ore di pausa e dopo 2 riunioni della Commissione di Vigilanza, diversi sopralluoghi e l'effettuazione di alcuni accorgimenti, il via libera alla vendita di circa 6.000 tagliandi, che consentiranno un colpo d'occhio straordinario al Marulla. Saremo tutti vicini al Cosenza Calcio e speriamo che vada tutto bene, incrociamo le dita. Come Commissione abbiamo lavorato molto perché vogliamo assicurare a tutti i tifosi di poter assistere in sicurezza alla partita del Cosenza, quindi ringrazio tutti i componenti della Commissione veramente per l'ottimo lavoro che è stato fatto. Adesso possiamo tirare un sospiro di sollievo, grazie al Cosenza Calcio, grazie al Comune di Cosenza perché hanno effettuato tutti i lavori che erano contenute nelle prescrizioni che la Commissione ha dettato. Ma quali sono stati gli adempimenti necessari per giungere alla soluzione e alla riapertura dei settori? C'erano alcune cose che andavano sistemate, ad esempio dei vetri che erano rotti andavano rimossi, delle pietre che erano a margine di alcuni settori che ovviamente andavano anch'esse rimosse per una questione proprio di sicurezza, l'individuazione del settore per gli ospiti e anche qui è stato fatto grazie al contributo della Questura con dei cuscinetti che consentono proprio di tenere separati gli ospiti dalla tifoseria locale per una maggiore sicurezza ovviamente degli ospiti. Adesso può riprendere la corsa al biglietto presso lo store delle biglietterie autorizzate. La febbre playoff non è scesa neanche dopo il beffardo risultato maturato al Druso. Il Cosenza di Braglia merita la fiducia del pubblico rossoblu e anche qualche ora di fila per acquistare il tagliando. Stiamo aspettando tutti qua, ci sono più di 100 persone, stiamo aspettando che aprono i botteghini per seguire la nostra squadra. Lei è interessato a Curva Nord o Tribuna B, Tribuna Rao? Ma indifferente, l'importante è che riusciamo a vedere la partita. Sono 16.000 al momento i biglietti venduti, ne restano ancora 4.000, quindi insomma chi fosse interessato è ancora in tempo per assistere alla sfida. Intanto vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Si prospetta sulla nostra regione un fine di settimana all'insegna della variabilità e di una debole instabilità, che interesserà principalmente i versanti tirrenici, a causa del transito sull'Italia di un'insidiosa depressione che sta causando un diffuso maltempo sul centro-nord Italia. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Sabato, cielo irregolarmente nuvoloso sui versanti tirrenici, con possibili piogge. Sui litorali ionici, cielo da poco a parzialmente nuvoloso senza fenomeni degni di nota. Temperature in ulteriore lieve calo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Sabato, mari generalmente mossi con venti che spireranno moderati dai quadranti occidentali sul Mar Tirreno e deboli di direzione variabile sul Mar Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci, al prossimo appuntamento. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.